affrontato le tematiche principali, ce ne sono alcune da approfondire secondo me. La prima riguarda l'assoluta necessità di rientrare a scuola a settembre, perché i problemi anche sociali, psicologici verso i ragazzi sono ormai evidenti, compreso il problema della costruzione di un mondo di autistici digitali. Il problema non è rientrare a scuola in presenza solo per aiutare le famiglie a lavorare, il problema è educare questi figli. Il principio, l'azione principale della scuola non è di preparare avvitatori di viti, ma persone che pensano liberamente, che leggono l'esistente, che conoscono la storia e la sanno applicare e interpretare, che conoscono il mondo, che capiscono e ragionano con la loro testa, non con la testa altrui. Non avvitatori e non esecutori, ma pensatori, capaci di discernere anche i loro diritti in un paese in cui moltissima gente muore di lavoro e sul lavoro. E su questo molto negativa è la regionalizzazione della scuola, soprattutto dell'ordine delle scuole professionali, dove si stanno riducendo le lezioni di italiano, le lezioni di lingue straniere a favore dei laboratori tecnici, che sono sicuramente utili a dare un mestiere, ma che aiutano a saper fare solo una parte settoriale di quel mestiere stesso. Parlava della regionalizzazione delle scuole, soprattutto dell'ordine delle scuole professionali. Come dicevo, va benissimo la preparazione al lavoro, ma la riduzione di tutte le altre materie, come l'italiano e l'inglese, non va bene, non prepara le persone, crea esecutori e non liberi pensatori. La scuola è il luogo della formazione, della crescita, deve essere il luogo dove la società progredisce, dove si tolgono le diseguaglianze sociali, non il luogo dove si preparano semplici robot e dove queste diseguaglianze sociali vengono accresciute. Ecco perché deve rimanere pubblica, democratica, libera, non appannaggio delle necessità lavorative, ma luogo dove i ragazzi possono confrontarsi e avere il loro libero pensiero. Ecco perché va finanziata, perché deve rimanere pubblica. I tagli sono stati anche un taglio alla possibilità di modificare la società. Questi immensi agglomerati scolastici non sono altro che la riproposizione delle grandi città e del loro urbanesimo, dove la gente si intruppa e viene spossessata di se stessa e perde la sua umanità, perde la coscienza dei suoi diritti. Questo può far comodo a qualcuno, ma non fa comodo a una società sana che crede nel futuro. La didattica a distanza, per quanto sia stata utile, non è la soluzione, è solo una parte del problema. Così come la precarietà dei molti insegnanti. Il 30 di giugno 60.000 insegnanti saranno disoccupati, precari. Questo fa comodo, perché per 2 mesi non vengono pagati, si risparmia. Ma è un vero risparmio non avere le classi pronte il 1° di settembre, non avere la continuità didattica, non avere dei punti di riferimento per i ragazzi, per le famiglie? Facciamoci anche questa domanda, perché se dobbiamo fare solo i conti della serva, noi li abbiamo fatti mesi e anni fa e in questo momento i conti non tornano.